E a questo punto accogliamo con un altro applauso la fanfara della Brigata Alpina Giulia. La fanfara nasce nel 1967 dall'unione delle sciolte fanfare reggimentali del terzo reggimento artiglieria da montagna e dall'8° reggimento alpini. La formazione è composta di strumenti a fiato e percussioni e rientra a pieno titolo tra le bande musicali dell'esercito italiano. Tra le principali attività si annoverano la partecipazione a cerimonie istituzionali, civili e militari, e tra le esibizioni ricordiamo quella tenutasi alla presenza di Sua Santità Papa Francesco in Vaticano, nonché le numerose occasioni in cui la fanfara ha reso onore alle più alte cariche dello Stato. Numerose le esibizioni in diversi paesi europei, tra cui Austria, Germania, Belgio, Lituania, Ungheria e Slovenia. Attualmente è diretta dal sergente maggiore capo Flavio Mercorini.
ispirandosi a una canzonetta francese e dedicandolo originariamente al battaglione alpino sud. Con il prossimo brano di programma si vuole rappresentare la straordinaria possibilità espressiva della banda, una delle formazioni musicali più complete e versatili in assoluto. First Suite for Band, commissionata nel 1974 da Lee Holmes, composta da Alfred Reed, compositore statunitense tra i più prolifici. La suite che stiamo per ascoltare è composta da 4 movimenti. Il primo movimento è marcia, dal carattere teso, dissonante e incalzante. Il secondo movimento, melody, si articola su una linea melodica orecchiabile e calma, in netto contrasto con il successivo terzo movimento, rap, uno scherzo leggero basato su ritmi e motivi rap. Per concludere il quarto movimento, galop, un autentico galoppo da circo americano, che ripercorre e conclude l'intera opera musicale. La fanfara della Brigata Alpina Libia esegue The First Suite for Band.
E ora un omaggio in musica alla terra friulana. Il Friuli è memoria, sacrificio, resilienza. È il simbolo di un popolo che non si è mai arreso, che ha saputo rialzarsi conservando intatti i propri valori, la propria identità e il profondo senso della comunità. A questa terra, la fanfara Giulia dedica uno dei suoi canti più rappresentativi. Composto nel 1918 dal friulano Arturo Zardini, il brano racchiude nostalgia, amore per la propria terra e dolore della lontananza. Eseguito per la prima volta in Friuli nel 1920, questo canto è divenuto negli anni voce dell'anima friulana, una preghiera popolare, intensa e commovente, capace di raccontare insieme sofferenza, memoria e speranza. Signore e signori, di Arturo Zardini, Seduti Salvinis.
A noi non chiedete bis. Lì, siamo pronti. Ne abbiamo ascoltati, chiedo scusa, ne abbiamo ascoltati 2, quindi ci siamo preparati dietro le quinte. Quindi bis ve lo concediamo, non ve lo presentiamo perché bis non si presenta. Però è qualcosa di eccezionale. Godetevelo, grazie dell'invito, grazie di averci ospitato anche noi alpini. Quindi ancora buona serata e buon ascolto. L'approvato è il graduato Capo Giuseppe Pollina. Pollina, scusate. Pollina.